anche se matematicamente è comunque fuori dai giochi per un titolo in prima divisione, però comunque andiamo ad apprezzare la sua gara. È partito il binomio numero 18. Sul primo barile di destra, purtroppo nella fase di uscita dal barile arriva l'abbattimento per Vittorio, che ferma il cavallo. Facciamo comunque un grande applauso a questo binomio che per tutta la stagione ha dimostrato di essere abbastanza competitivo, però purtroppo questo sport è anche questo, basta un centimetro in più, un centimetro in meno e ti giochi la giornata di gare. Chiedo ancora una volta un applauso per Vittorio, che lascia il campo con la testa bassa. Rialziamo intanto il barile abbattuto da Vittorio e ci prepariamo ad accogliere con il numero 19 Giacalone Massimiliano Arcilenas Shake Chic, cappello noleggiato per la giornata di oggi. Ha recuperato il suo, mi dicono. Eccolo che entra in campo, Massimiliano Giacalone. Da un occhio ai trainer a bordo campo e poi parte Giacalone Massimiliano, Erci Lena Shake Chic, primo barile affrontato troppo di faccia, troppo di petto e arriva l'ano. Un applauso di consolazione anche per lui. Nel frattempo che il nostro giudice sistema il campo, annunciamo quello che sarà il prossimo binomio con il numero 20 a chiudere la batteria numero 4, Buonafede Christian Living Fest. Possiamo aprire i cancelli? Sì, possiamo aprire i cancelli per Buonafede Christian in sella al Living Fest. Binomio numero 20. 8520, trattore in campo. Come sempre rinnovo l'invito in questo momento del trattore a chiunque avesse perso il cappello di andarlo a recuperare dal giudice. Grazie. Prossima batteria dal binomio numero 21 al binomio numero 25. Giudea Gabriele Gigi Littlselli, la Mancusa Loris, Mr. Badger TM, Arena Roberto, RR Firewater Bold, Shamet Alex, AK, Red and Diamond, chiuderà Giuda Francesco in Golden Dash for Bug.
Tutto pronto per il binomio numero 21, Giudea Gabriele Gigi Little Sally. Si tenga pronto la Mancusa Loris. Il 21. Giuda. Andiamo Gabriele verso il terzo ed ultimo barile. Senza penalità il percorso di Gabriele. Allora andiamo a chiudere con un tempo di 18-8-1-8. 18-8-1-8. Con il numero 22, la Mancusa Loris, Mr. Badger TM. Si tenga pronto Arena Roberto. Mr. Badger TM. Partito. Primo barile di destra per Loris. Adesso in seconda girata, andiamo. Ah, purtroppo, piccola incomprensione con il cavallo sul barile numero 2. Dobbiamo segnare un no time a Loris. Fortunato in prossimità del barile numero 2, lascia l'arena anche lui. Firewater Bold, binomio che prova a giocarsi un posto come reserve champion di terza divisione. Successivamente si prepara Sciametta Alex e giunto Francesco. Roberto Arena in sella RR. E allora andiamo a chiudere il percorso con un tempo di 18-3-3-3. 18-3-3-3. Binomio numero 24, Shamet Alex, AK, Red and Diamond. Si tenga, pronto, giunta Francesco. È partito anche il binomio numero 24, Shamet Alex, AK, Red and Diamond, superato il primo barile di sinistra adesso in seconda girata. E allora andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Alex che va a chiudere con un tempo di 19-6-3-8. 19-6-3-8. Con il numero 25 giunta Francesco. Binomio protagonista ieri di un'ottima prestazione. Se non vado errato, un quinto posto in prima divisione nella giornata di gare di ieri. Quindi anche se è piccolino è una mina vagante. È partito. Giunta Francesco, Golden Dash for Bug.
in prima girata, adesso in seconda. Andiamo Francesco, arriva l'abbattimento in uscita del secondo barile. Facciamo comunque l'applauso a questo giovane. 18.253 sarebbe stato il suo tempo. Trattore in campo. Che ne sai? Ho fatto cose che non potrei dirti. Garofalo Nicolò e Lady, Adamo Giovanni e Fermi Solanisi, Giordano Luigi, Andy Ceylon Chiquita, Ingressia Mirko, Holland in Firewater, chiuderà con il numero 30, Uccello Eliano e Sef Lenas Den. NBH Sicilia, solo il meglio. Bom bom bom. E allora ci siamo, binome numero 26. Garofalo Nicolò in cella a Lady. Successivamente Adamo Giovanni, Giordano Luigi, Ingressia Mirko e Uccello Eliano.
è già entrato Garofalo Nicolò e Lady. Ed è partito anche il binomio numero 26, Giordano Nicolò e Lady, superato il primo barile di destra. Adesso in seconda girata andiamo Nicolò verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di questo binomio, andiamo a chiudere con un tempo di 19,625. 19,625. Binomio numero 27, Adamo Giovanni e Fermis Olandisi. Si tenga pronto Giordano Luigi e di Ceylon Chiquita. È partito anche Adamo Giovanni, se la FR Miss Holland Easy rischia sul barile numero 1, ma rimane comunque su. Allora andiamo a Giovanni perché il barile numero 2 è già andato via e adesso in terza ed ultima girata. Detto il percorso di Giovanni, andiamo a chiudere con un tempo di 19,029. 19,029. Chiudiamo i cancelli, grazie. I cancelli, grazie, chiusi. Compare, chiudi il cancello. Devo usare le maniere forti, sempre. Prossimo binomio con il numero 28, Giordano Luigi e di Ceylon Chiquita. Successivamente ingressiamo Mirko Holland in Firewater. Ci siamo, possiamo chiamare il binomio numero 28. Giordano Luigi e di Ceylon Chiquita, binomio attualmente che si trova a 10 punti nella classifica di quarta divisione, quindi può anche concorrere per il titolo di campione regionale di quarta divisione. Binomio proveniente da Palermo, Ranch Il Boschetto. Ed è partito Giordano Luigi e di Ceylon Chiquita. Corregge il cavallo in prima girata, adesso verso il secondo barile. E allora andiamo verso il terzo ed ultimo. Senza penalità il percorso di Luigi, andiamo a chiudere con un tempo di 21,201. 21,201. Recuperiamo il cappello di Luigi. Prossimo binomio, Cello Eliano, SF Lenas Den. Scusatemi, ingressiamo Mirko Holland in Firewater, successivamente a Uccello Eliano. Perdonatemi. Ingressiamo Mirko Holland in Firewater, successivamente a Uccello Eliano, SF Lenas Den.
Un minuto per Mirko. È partito. Ingressia Mirko Holland in Firewater, superano il primo barile di destra. Arriva il no time da parte del giudice. Arriva il no time da parte del giudice, suppongo per una frustata data sul collo del cavallo. Accetta il richiamo Mirko, accetta l'errore. Un 5 con il giudice, facciamo un applauso a Mirko per la sportività. E allora adesso è il turno di Ocelleliano e Sef Lenasden. Dalla regia mi comunicano, Mirko, Liga Bue, ne inserti uno e ne sbaglia due. Intanto il nostro Eliano è già partito sul barile di destra. Seconda girata, andiamo, presidente! E go, non sento il pubblico! 17! 6, 5, 2. Terza posizione in seconda divisione provvisoria per Eliano, trattore in campo. E allora, voglio andare a dare uno sguardo rapido alla classifica provvisoria. In quarta divisione, terzo posto per Adamo Giovanni e Miss Holland Easy. Secondo posto per Giudea Gabriele e Gigi Little Sally. Momentaneamente in testa alla quarta divisione Silvestri Gasparel e Visli Kadesh. Terza divisione, terzo posto per Bonafede Christian e Living Fest. Terza divisione, secondo posto provvisorio per arriva per Arena Roberto e Firewater Bold, e momentaneamente in testa a quella che è la terza divisione abbiamo Celeliano e Firewater Rock. Seconda divisione, terzo posto provvisorio per Ocelleliano e Sef Lenasden. Secondo posto provvisorio per Adamo Giovanni e Shine Firewater. Attualmente in testa alla seconda divisione Shamet Alex e Little Toffee Cash, mentre in prima divisione terzo posto provvisorio in prima divisione per nessuno, suppongo per nessuno. Momentaneamente allora nessuno ricopre il terzo posto in prima divisione. Abbiamo un secondo posto per Shamet Alex e Keshin Isisi, e attualmente in testa alla classifica con un tempo di 17.058 Shamet Alex e KN Easy Loven. Questa è la classifica provvisoria al binomio numero 30. Ne mancano ancora 24. Luana, giudice di livello ok per ripartire con il numero 31. Ed è partito il nostro schieramario insieme alla Firewater Canada, lanciato anche lui sul primo barile di destra. Adesso in seconda girata andiamo Mario, voglio un pubblico attivo per questo binomio. Netto il percorso, andiamo a chiudere con un tempo di 18.427. 18.427. Binomio numero 32 Shamet Alex LV Diamond Payday.
Entra in campo il binomio numero 32, Shamet Alex, LV, Diamond Payday. Ed è partito. Ancora una volta, lato sinistro del campo per Shamet Alex. Seconda girata. E andiamo verso il terzo ed ultimo. Arriva l'abbattimento purtroppo per Shamet Alex. Sarebbe stato un 19-5-2-3. Rialziamo il barile. Intanto riprese anche con l'elicottero sulle vostre teste. Ve l'ho detto, siamo in diretta streaming mondiale. Eh sì, perché gli americani che ci sfideranno a Malta ci stanno studiando in diretta streaming per la sfida di ottobre in quel di Malta per la Golden Buckle Barrel Racing. Ci prepariamo ad accogliere con il numero 33 Polito Pierluigi H. Poco Lena. Polito Pierluigi attualmente anche lui è uno di quei cavalieri che nominavo prima, a pari punti in seconda posizione della terza divisione della classifica generale. Quindi Pierluigi, guarda bene quei 3 barili, concentrati, perché puoi giocarti quello che è il titolo di campione regionale di terza divisione Sicilia. Voglio sentire il sangue scorrere nelle vostre vene. Voglio la pressione alle stelle. Perché stiamo parlando, ripeto, della finale del campionato regionale NBH Sicilia. Mica pizza e fighi, direbbe qualcuno. Intanto mister Polito Pierluigi è già in campo. Accompagniamolo con le mani. Ed è partito, Polito Pierluigi e Pocolena scelgono il lato destro del campo per dare il via alla propria gara, superato correttamente il barile numero 1, adesso in seconda girata andiamo Pierluigi verso il terzo ed ultimo sul fondo del campo, go 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 go! Andiamo Pierluigi, 18-5-0-5, 18-5-0-5, porta punti a casa per la terza divisione. Prossimo binomio, D'Angelo Diana e Zalotto Forest. Successivamente Emolo Fabio e Luana. Intanto è partita la giovane D'Angelo Diana e Zalotto Forest. Andiamo Diana, superato il barile numero 1. Seconda girata, andiamo sul terzo ed ultimo. E allora Speroni e frusta per andare a chiudere con un tempo di 18-5-4-4. 18-5-4-4. Chiudiamo anche questa batteria con il binomio numero 35, Emolo Fabio e Luana. Fabio, dammi un attimo, dammi solo un secondo. Eccola che arriva. Fabio, ma mi avevano detto che dovevi entrare con qualcosa di speciale. E allora, eccolo, mister Emolo Fabio, binomio che lo voglio ridire, è già campione regionale di quarta divisione della categoria pole bending. Prova a farsi anche sulla categoria barrel racing. Andiamo Fabio in seconda girata. Bene, dirigiamoci verso quello che è il terzo ed ultimo. È netto il percorso di Fabio che va allora a chiudere con un tempo di 22.08.
22-08. Trattore in campo. E rinnovo ancora una volta l'invito perché vedo un sacco di cappelli lì sul pallone di fieno accanto al giudice, quindi chi ha perso i cappelli lo vada a recuperare. Giacalone Massimo di esperienza se lo va a recuperare subito prima che qualcuno torna, prenda di nuovo il suo. Prossima batteria dal binomio numero 36 al binomio numero 40. Arena Devora FR Double Spirit Bar, Gottuso Roberto, Stargun, Bella Macina Salvatore, Firewater Flash, Shemetalex, Steady Gold Rush e Adamo Giovanni Evolution Fame. Io sento la tensione dei cavalieri fremere fin qui. Sento il sangue delle vene scorrere. La sento fin qui. Per questa finale regionale. Sento, lo posso dire, le palle del giudice girarsi fin qui nei miei confronti, ma intanto è partita Arena Devora FR Double Spirit Bar, superato il barile numero 1, adesso si dirige in seconda girata e andiamo verso il terzo ed ultimo. Dai Devora, go go go. 18-8-3-7, 18-8-3-7. Prossimo binomio con il numero 37, Gottuso Roberto, SCR Stargun. Roberto che momentaneamente si trova a 16 punti nella classifica di seconda divisione, al quarto posto a parità di punti. Quindi Roberto, anche lui binomio che corre per provare a portarsi a casa il titolo di campione regionale di seconda divisione. E allora è partito Gottuso Roberto e SCR Stargun sul primo barile di destra che ha già superato. Capello lasciato a metà strada tra il primo e il secondo barile. Andiamo verso il terzo ed ultimo. E netto il percorso, go go. 18-0-81, 18-0-81. Purtroppo, tra virgolette, per Roberto si piazza attualmente in testa alla terza divisione. Purtroppo parlo ai livelli della classifica generale perché aveva un ottimo punteggio in seconda divisione. Il prossimo binomio con il numero 38. Ah, ma
Gottuso Roberto è anche in testa alla terza divisione. Non avevo visto questo piccolo particolare, quindi allora ottimo punteggio per Roberto. Binomio numero 38, Bella Macina Salvatore, Firewater Flashy. Ed è partito il pistolero più veloce della Sicilia. Bella Macina Salvatore, Firewater Flashy, superato il barile numero 1 e anche quello numero 2. Andiamo Salvatore, verso il terzo ed ultimo. Go go! Verso la chiusura con un tempo di 18 e 100. 18 100. Binomio numero 39, attualmente in seconda posizione della seconda divisione con un totale di 19 punti. Stiamo parlando di Shemetalex e Steady Gold Rush. È partito Shemetalex in sella Steady Gold Rush sul barile numero 1 di sinistra. Adesso in seconda girata andiamo Alex verso il fondo del campo dove si trova il terzo ed ultimo barile. Il percorso è netto, andiamo a chiudere con un tempo di 18.599. 18.599, attualmente in testa alla quarta divisione. Polito Pierluigi, sì, Polito Pierluigi, guardate me. Adamo Giovanni e Fair Evolution Fame. Adamo Giovanni e Fair Evolution Fame. Troppi Shemetalex nell'ordine di partenza. Fanno un po' di confusione. Adamo Giovanni e Fair Evolution Fame in campo con il numero 40 a chiudere anche questa batteria. Eccolo. Ed è partito Adamo Giovanni e Fair Evolution Fame, superato correttamente anche il secondo barile. Andiamo Giovanni. Veneto il percorso di Giovanni, manca allora solo il tempo. 17 710, 17 710. Trattore in campo. Allora, signori, andiamo a recuperare i capelli dal mister giudice, anche perché se a fine gara quei capelli rimangono lì, vengono messi all'asta. Un applauso a Fabio Evolo, il nostro sombrero. Prossima batteria col binomio numero 41. Buonafede Gabriele, Efer, Little Sharp, Cappello Antonino, Drasen, Tafame, 43, Giordano Luigi, Scooby-Doo, Boom Boom, Ingrazia Giorgia, Efer, Double, Boom Boom, Vitali Lucia, Efer, Double, Bar Hidalgo. Questa è la prossima batteria. Siamo in fase di chiusura.
Fabio, sei in diretta, Fabio, sei in diretta. Saluta il pubblico da casa. Giorgio, Giorgio. Massimo, Giacalone Massimo, dal giudice, grazie. Tacchino, tacchino. Stand up. Binomio numero 41, Bonafede Gabriele e Fair Little Sharp. Giudice, se io sono a rapporto con i cavalieri, tu non è che puoi fischiare. Binomio numero 41, Bonafede Gabriele e Fair Little Sharp. Binomio che parte dal lato sinistro del campo. Bonafede Gabriele superato il barile numero 1. Adesso in seconda girata andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso e allora andiamo Gabriele. 18-1-8-5, 18-1-8-5. Arriva l'applauso da parte del pubblico. E allora voltiamo pagina perché siamo arrivati al binomio numero 42. Cappello Antonino, Drazenta Fame. Cavallo gentilmente prestato da Batman. Cavallo mascherato. Drazenta Fame, guidato da Cappello Antonino. Binomio numero 42. Ed è partito Cappello Antonino e Drazenta Fame in prima girata, adesso in seconda. Andiamo Antonino verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Drazenta Fame e Antonino. Chiudono con un tempo di 18-7-8-5. Antonino, hai perso qualcosa a metà strada? Ecco che il nostro assistente va a controllare. Ma chi è? La sigaretta elettronica? Ah, binomio numero 43, Giordano Luigi, Scooby-Doo, boom 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 boom. Boom boom boom. Ed eccolo che è partito, Giordano Luigi, Scooby-Doo, boom boom. Lunghissimo questo barile numero 1. Migliora la girata sul secondo barile. Allora andiamo verso il terzo ed ultimo. Andiamo a chiudere allora con un tempo di 19-3-5-1. 19-3-5-1. Bambini, per favore, fuori dal campo, non arrampicatevi sulla staccionate. Bambini, grazie, grazie.
esce un boom boom e ne entra un altro. FR double boom boom con ingressia Giorgia. Ecco che è partita la giovanissima ingressia Giorgia, FR double boom boom, binomio attualmente Azzo in terza posizione della prima divisione, però purtroppo un no time che gli costa caro ai livelli della classifica generale. Facciamo comunque un applauso a questo binomio che durante la stagione ha dimostrato davvero davvero tanto, ha sempre fatto parlare i fatti. Sarebbe stato un 17-1-3-2, sarebbe stato il secondo miglior tempo se non vado errato. Secondo miglior tempo purtroppo è un no time. Binomio numero 45, Vitali Lucia, FR double bar Hidalgo. Binomio numero 45, Vitali Lucia, FR double bar Hidalgo. Ed ecco che è partita Vitali Lucia, FR double bar Hidalgo. Superato il barile di destra, si dirige verso il secondo. E andiamo Lucia, verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso, andiamo a chiudere con un tempo di 22.73. 22.73. Trattore in campo, grazie. Prossima batteria, binomio numero 46, Giusto Francesco e Achille. 47, Cemet Alex, RG Ready Genuine. 48, Raffa Susanne Belen. 49, Di Blasi Angelica e Alma. 50, Arno Roberto e Rer per un terzo. Binomio numero 46, Giunta Francesco e Achille.
Giuda Francesco e Achille. Successivamente si prepara Alex, RG Ready Genuine. E intanto allora è partito il piccolo Giuda Francesco in sella ad Achille. Sul lato destro del campo superano correttamente il primo barile. Adesso affrontano il secondo. Andiamo Francesco verso il terzo ed ultimo. Senza penalità il percorso di Francesco, che va a chiudere con un tempo di 18.781. 18.781. Prossimo binomio 47 Alex RG Ready Genuine, binomio che si trova attualmente a 10 punti nella classifica di terza divisione. E partito Alex RG Ready Genuine, arriva l'abbattimento sul barile numero 1, seconda girata. E allora andiamo Alex, sarebbe stato un 18.468, purtroppo è un no time. Rialziamo il barile. Barile rialzato, apriamo i cancelli per Raffa, Susanne e Belen. Si prepari di Blasio Angelica. Entra in campo Raffa, Susanne e Belen. Ed ecco che partono. In prima girata Belen, andiamo verso il secondo barile. E andiamo verso il terzo. Netto il percorso di Susanne Belen. Allora andiamo a vedere quello che è il tempo. 19.173. 19.173. Che gli è caduto? Ti è caduto il telefono, Susanna. E poi pure tu che te lo porti in gara, però. Dai. E allora recuperiamo il telefono di Susanna. Alla ricerca del telefono perduto. E allora forse è stato ritrovato. Telefono recuperato. E allora prima i cancelli per Di Blasio, Angelica e Alma. Di Blasio, Angelica e Alma con il numero 49. E allora è partita Angelica sul barile di sinistra. Allora andiamo verso il secondo. È veloce verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Angelica. Chiude con un tempo di 18.921.
18.921 il tempo di Angelica. Binomio numero 50, Arena Roberto, RR Firewater Fame. È partita allora il binomio numero 50, Arena Roberto e Firewater Fame, superati correttamente i primi due barili. Adesso lo vediamo affrontare anche il terzo. Andiamo Roberto verso la chiusura di questa prestazione con un tempo di 18.474. Trattore in campo per l'ultima volta per questa categoria Open. Quelli che vedrete successivamente saranno gli ultimi 4 partenti. Ripeto, gli ultimi 4. Come sono? 4. Gli ultimi 4 partenti della categoria Open. Adamo Giovanni, Firewater Perks, Giordano Luigi, DM Cody Diamond, Shamet Alex, Surprise Magnetic, chiuderà con il numero 54 Ebola William MR30O. Signori, gli ultimi 4 e poi scopriremo i vari campioni e vice campioni regionali 2022 Sicilia. Signori, gli ultimi 4 binomi e poi andiamo a sfilare i campioni regionali Sicilia. Binomio numero 51, ultimo binomio della batteria Open, cioè scusami, primo binomio dell'ultima batteria Open. Adamo Giovanni e Firewater Perks. Successivamente Giordano Luigi, Shamet Alex ed Emmolo William. È partito Adamo Giovanni e Firewater Perks. Superato il primo barile. Seconda girata, allora andiamo Giovanni verso il terzo ed ultimo barile. Netto anche il percorso per il binomio numero 51 che chiude con un tempo di 18.119. 18.119. Binomio numero 52, Giordano Luigi DM Cody Diamond. Si tenga pronto Shamet Alex. Ecco che entra in campo Giordano Luigi. E allora è partito Giordano Luigi.
Adesso si dirige in seconda girata. Terzo ed ultimo. E netto il percorso di Luigi che va a chiudere veloce con un tempo di 18.269. 18.269. Binomio numero 53, Metalex, Surprise Magnetic. Ecco allora che è partito anche il binomio numero 53, superato il primo barile. Adesso in seconda girata. Andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso per Alex e Surprise Magnetic che vanno a chiudere con un tempo di 19.637. 19.637. Ultimo binomio per la categoria Open, Embolo William e Merte Dio. Comincia a fare i conti qua. È partito Embolo William. Arriva la correzione sul barile di destra. E arriva anche il no time per Embolo William. E allora voglio un applauso per tutti e 54 i binomi che si sono sfidati in questa giornata di gare di oggi. Signori, ancora qualche minuto di attesa e andremo a stilare quelle che sono le classifiche non solo di giornata ma anche generali di questo campionato 2022. Intanto ci siamo. Stacchi le fotocellule. C'è qualche giro. Signori, qualche istante di attesa. Intanto chiedo gentilmente se tutti i partecipanti junior sono già in campo. Signori, Gottuso Riccardo, Lombardo Cristian, Puccio Aurora, Poma Noemi, Giunte Francesco, Vitali Erika, Bonarigo Chiara, Cuore Siriana, Sata Davide, La Leggia Sofia e Xilone Chiara. Gentilmente ho bisogno di tutti questi binomi pronti in precampo. A cavallo, ripeto, Gottuso Riccardo, Lombardo Cristian, Puccio Aurora, Poma Noemi, Giunta Francesco, Vitali Erika, Bonarigo Chiara, Cuore Siriana, Sata Davide, La Leggia Sofia e Xilone Chiara. Tutti i binomi che ho nominato si preparino davanti al cancello del campo perché abbiamo una piccola sorpresa per questi binomi. Naturalmente il giudice mi invita a ricordarvi di andare a recuperare i cappelli da lui. E giudice, ti conviene fermare il trattore. Allora, andiamo intanto a leggere la classifica di giornata per la categoria Open. Come sempre partiamo appunto dalla quarta divisione. Signori, prepariamo le mani e applaudiamo quelli che sono i vincitori di questa giornata di gara. Quarta divisione, terzo posto per Cappello Antonino e Drazen Tafeim.
Secondo posto in quarta divisione per Giuda Francesco e Achille. Vince la quarta divisione Shamet Alex, Steady, Gold Rush. Terza divisione, terzo posto per Adamo Giovanni, FR, Firewater Perks. Secondo posto in terza divisione per Bella Macina Salvatore, Firewater Flashy. Vince la terza divisione Gottuso Roberto, SCR Star Gun. Seconda divisione, terzo posto per Uccello Eliano, SF Lenas Den. Secondo posto in seconda divisione per Adamo Giovanni, FR Shine Firewater. Vince la seconda divisione Shamet Alex, Little Toffee Cash. In prima divisione solo 2 posti e entrambi occupati da Shamet Alex, rispettivamente con Cashin is Easy e KN Easy Loven. Questi i campioni di giornata. Un applauso, signori. E ora ancora qualche istante di attesa per la classifica generale del campionato regionale NBH Sicilia Open. Intanto, gentilmente, come ho detto prima, tutti i cavalieri junior, signori, mi aprite i cancelli? Mi aprite i cancelli? Ci sono i cavalieri junior pronti? Allora, gentilmente, in campo Gottuso Riccardo e Crystal, Lombardo Christian, Puccio Aurora, Poma Noemi, Giunta Francesco, Vitali Erika, Bonarrigo Chiara, Cuore Siriana, Sata Davide, La Legge Sofia e Xilone Chiara. Voglio tutti questi cavalieri in campo e voglio un applauso da parte del pubblico. Questi cavalieri, un giro d'onore ad honorem, perché guerrieri, un giro d'onore, lo facciamo partire, un giro di campo. Questi piccoli guerrieri che voi vedete in campo sono quello che è il futuro di questa disciplina, perché tra qualche anno speriamo che loro portino in alto il nome della Sicilia, il nome di questo distretto, il nome di questo sport. Quindi da parte del pubblico voglio un applauso per Gottuso Riccardo, Lombardo Christian, Puccio Aurora, Poma Noemi, Giunta Francesco, Vitali Erika, Bonarrigo Chiara, Cuore Siriana, Sata Davide, La Leggia Sofia e Xilone Chiara. Signore e signori, il futuro del barrel racing in Sicilia. E ancora, sento il sangue fremere nelle vene perché sta per arrivare la classifica generale.
Signori, ci siamo. Barile? Persone? Spostarsi? Signori, gentilmente, in prossimità del barile di sinistra, ancora una volta devo chiedervi di spostarvi, grazie. Ripeto, i signori in prossimità del barile di sinistra devono spostarsi, grazie. Due minuti. Stiamo facendo le classifiche. E allora, mi resta di te. Classifiche ufficiali del campionato regionale NBHA Sicilia, categoria Barrel Racing Open. Quarta divisione, Reserve Champion, con un totale di 18 punti, Polito Pierluigi H. Poco Lena. Vince il campionato di quarta divisione Giordano Luigi Scooby-Doo Boom Boom. Terza divisione Reserve Champion, con un totale di 19 punti, Polito Pierluigi H. Poco Lena. Vince il titolo di campione regionale di terza divisione con un totale di ben 32 punti, Gottuso Roberto SCR Stargun. Seconda divisione Reserve Champion, 21 punti, Sciammetta Alex Little Toffee Cash. Vince il titolo di campione di seconda divisione con un totale di 28 punti, in sella SH Sparkling Reg Ingrassia Georgia. E andiamo in prima divisione Reserve Champion e Champion. Stiamo parlando di Sciammetta Alex, lo vedo in sella, forse per un giro d'onore, apriamo i cancelli, con un totale di 35 punti, Cashin is Easy Reserve Champion, cavalla figlia di quello che è il campione regionale NBHA 2022, KN Easy Loven Sciammetta Alex. Stallone che non ha bisogno di presentazioni, pluricampione italiano, pluricampione regionale, e Stallone che ha dimostrato di produrre Sciammetta Alex, KN Easy Loven. Voglio ancora un'altra volta un applauso. E dopo aver stilato allora i campioni regionali per questa stagione 2022, è il momento di liberare quei piccoletti che avete visto prima. Quei piccoletti che, a differenza di quelli dei Cavalieri Open, forse non sentono ancora quella pressione addosso, non sanno cos'è il sangue all'interno delle vene, hanno una grinta diversa, non sanno ancora cos'è la paura. Lo sanno? Lo sanno? Ma forse poi quando che corrono se lo dimenticano cos'è la paura. E ce lo dimostrerà con il numero 1
uno dei più piccoletti, uno dei più terribili di questo distretto. Signori, accogliamo con un applauso Gottuso Riccardo e Crystal. Ed è partito il piccolo Gottuso Riccardo insieme a Crystal, superato il primo barile di destra. Andiamo Riccardo in seconda girata e vai verso il terzo, il pubblico lo accompagna. Netto il percorso di Riccardo e andiamo a chiudere con un tempo di 20.543. 20.543. Il giudice rimprovera ancora una volta tutte quelle persone in prossimità del barile. Il signore con la maglietta blu dovrebbe spostarsi, grazie. Binomio numero 2, Lombardo Christian, Secorni Windsor. Si prepari Puccio Aurora. Ed è partito il piccolo Christian. Arriva l'errore sul barile numero 1. Visibile la rabbia del piccolo Christian, palpabile con le mani. Facciamo un applauso per questo piccolo. E con un po' di delusione, ma con tanta rabbia, quella rabbia che appunto ci fa capire quello che dicevamo prima. Sono loro il futuro di questo sport. Facciamo un applauso a questo piccolo, facciamoglielo perché se lo merita. Intanto mi comunicano che c'è bisogno di un veterinario in lavatoio, grazie. Ripeto, un veterinario in lavatoio, grazie. Binomio numero 3, Puccia Aurora, Regan Dunit, si tenga pronta, Poma Noemi. E dato è partita, Puccio Aurora insieme a Regan Dunit, barile di destra, superato, controlla e arriva in seconda girata. Adesso in terza ed ultima girata. Netto il percorso di Aurora. Chiude con un 21.399. 21.399. Numero 4, Poma Noemi e Lady, si tenga pronto Giuda Francesco. È partita, Poma Noemi, Lady arriva velocissima sul barile numero 1, forse un po' troppo, ma comunque adesso è già in seconda girata. Andiamo Noemi. Senza penalità, manca solo il tempo. 19.755. Binomio numero 5, Giunta Francesco. Golden Dash for Bug.
È partito giù da Francesco, Golden Dash for Bug. Bene, in prima girata andiamo Francesco, secondo barile. E go 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 verso il terzo ed ultimo. Arriva l'abbattimento del barile numero 3. Sarebbe stato un 18-5-7-5, purtroppo è un no time. Trattore in campo. Prossima batteria. Binomio numero 6, Vitali Erika, Electra. Binomio numero 7, Bonarigo Chiara, Roy Skipper. Binomio numero 8, Cuore Siriana e Chloe. 9, Sada Davide, Principe. 10, La Leggenda Sia, RS Waterbold. Binomio numero 6, Vitali Erika e Electra. Si tenga pronta con Arrigo Chiara. Vitali Erika ed Electra effettuano il loro ingresso in campo. È partita. Superato il primo barile. Seconda girata. E andiamo. Netto il percorso di Erika, che chiude con un tempo di 20.039. E arriva il no time, purtroppo arriva il no time di Erika. Binomio numero 7, Bonarrigo Chiara, Roy Skipper, binomio attualmente in seconda posizione nella classifica generale junior, solo un punto dal primo posto. Ed è partita, Bonarrigo Chiara, arriva sul primo barile, adesso in seconda girata, andiamo Chiara, go go go, ci giochiamo il titolo qui,
Sì, andiamo. 18-1-9-9. 18-1-9-9. Chiara si porta in testa non solo la classifica di giornata, ma anche quella generale. Ma perché ancora c'è da correre un paio di binomi, come il binomio numero 8, Cuore Siriana e Chloe. Entra in campo Cuore Siriana. Ed è partita Cuore Siriana in sella a Chloe. Barile di destra anche per il binomio numero 8, superato correttamente. Adesso in seconda girata. Andiamo Siriana verso il terzo ed ultimo. È netto il percorso di Siriana che va a chiudere con un tempo di 18-5-5-1. 18-5-5-1. Seconda posizione provvisoria. Binomio numero 9. Sata Davide Principe. È partito Sata Davide in sella Principe. Arriva l'abbattimento sul barile numero 1. Purtroppo è un no time. Facciamo un applauso di consolazione per il piccolo Davide. Binomio numero 10. Binomio che sulle spalle entra in campo con un grosso peso. Momentaneamente in testa alla classifica. Deve fare di tutto per provare a confermarsi. Stiamo parlando di La Legge Sofia, RR Firewater Bold. Vittorio. Entra in campo La Legge Sofia. RR Firewater Bold. Signori, devo chiedere gentilmente di spegnere il flash. I signori sulla... Grazie. Ecco l'ora che è partita La Legge Sofia, RR Firewater Bold sul primo barile di destra. Adesso in seconda girata andiamo Sofia. Go verso il terzo ed ultimo barile. Netto il percorso. Andiamo a chiudere con un tempo 18-121. 18-121. E si porta anche in testa alla classifica di giornata. Trattore in campo. Ultimi due binomi in gara per la categoria junior. Giunto Francesco e Achille, e Xilone Chiara e Atena.
Chiamiamo in campo il pilota numero 11, Giunta Francesco e Achille. È partito allora, Giunta Francesco in sella ad Achille. Seconda girata. E allora in terza ed ultima girata. Detto il percorso di Francesco e Achille, andiamo a chiudere. 19, 4, 6, 9. Ultimo minimo in gara con il numero 12, Xilone Chiara e Atena. Ed è partita, Xilone Chiara in sella ad Atena. Andiamo in direzione del secondo barile. E andiamo verso il terzo ed ultimo. Chiude con un tempo di 21, 622. E allora ancora una volta facciamo un applauso a tutti i concorrenti della categoria junior. Allora intanto andiamo a leggere la classifica di giornata junior. Sì, lo puoi fare partire, lo puoi fare partire. Trattore, dai. Classifica di giornata junior, terzo posto per Cuore Siriana e Chloe, secondo posto per Bonarrigo Chiara e Roy Skipper. Vince la giornata di oggi la Legge Sofia RR Firewater Bold. E allora, mentre che aspettiamo il calcolo, il nostro cervellone che ci dia la classifica generale junior, invito tutti i cavalieri youth a mettersi qui in fila in precampo per fare una bella foto. Quindi di Prima Asia, Specchiarella Beatrice, Marfia Serena, Bonafede Cristian, Bonafede Gabriele, Bella Macina Salvatore, La Commare Giacomo, D'Angelo Diana, Giunta Salvatore, Polito Alessia, Lanza Alessandro, Raffa Sosen, di Prima Asia e Bonafede Cristian. Se ci avviciniamo tutti qui al centro del precampo per una bella foto col tramonto alle spalle, dai. Forza ai cavalieri youth di Prima Asia, Specchiarello Beatrice, Marfia Serena, Bonafede Cristian, Bonafede Gabriele, Bella Macina Salvatore, La Comare Giacomo, D'Angelo Diana, Giunta Salvatore, Polito Alessio, Lanza Alessandro, Raffa Susanna, tutti in fila. Fategli una foto, qualcuno che scende gli fa una foto.
Signore e signori, se il trattore mi libera il campo per far entrare il campione regionale junior, trattore, mi liberi il campo per favore? Dai, 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 dai. Un applauso al trattore, che da 2 giorni lavora anche lui duramente. Non il trattorista, il trattore. E allora, come stavamo dicendo prima, la classifica del campionato regionale junior Reserve Champion con un totale di 47 punti vede Bonarrigo, Chiara e Roy skipper. Ma adesso apriamo i cancelli, perché con un totale di 49 punti vince la Legia Sofia! RR Firewater Bold. Le mani per Sofia, non sento il pubblico! Campione regionale junior 2022. Facciamo ancora un altro applauso per Chiara, campione regionale, per Sofia, scusate, campione regionale 2022 RR Firewater Bold. Ancora qualche istante di attesa e partiamo con la categoria Youth. Prima batteria di Prima Asia, Firewater Fame, Specchiarello Beatrice, Abineve Colon Indiano, Marfia Serena, Genuine Tabasco Girl, Bonafede Christian, Akei Red and Diamond, Bonafede Gabriele e Fair Little Sharp. Sei la più bella di sempre! Solo io, solo tu. E allora apriamo i cancelli per Di Prima Asia, RR Firewater Fame. Andiamo con la categoria
Youth. Specchiarello Beatrice, Abineve, Colon Indiano. Solo io, solo tu. È partita Beatrice in sella Abineve, Colon Indiano. Seconda girata e allora andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Beatrice, dai, andiamo a chiudere con un tempo di 18,175. Binomio numero 3, Marfia Serena, Genuine Tabasco Girl. Si prepari, buona fede, Christian. Ed è partita, Marfia Serena, Genuine Tabasco Girl. Seconda girata, andiamo Serena. Nessuna penalità per Serena che va a chiudere con un tempo di 19,390. 19,390. Binomio numero 4, Bonafede Christian, AK Red and Diamond. È partito anche Bonafede Christian in sella che Red and Diamond superano il primo barile di sinistra, adesso in seconda girata. Andiamo Christian verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Christian che va a chiudere con un tempo di 18,745. 18,745. Binomio numero 5, teniamo i cancelli chiusi. Binomio numero 5, Bonafede Gabriele, Fair Little Sharp. Ed è partito, Bonafede Gabriele, Fair Little Sharp, superato correttamente il primo barile sul lato sinistro del campo, adesso affronta il barile numero 2, andiamo Gabriele verso il fondo del campo dove troviamo situato il terzo ed ultimo, il percorso di Gabriele e Sharp e Netto chiudono con un tempo di 17,899. 17,899 diventa il tempo da battere, trattori in campo.
Ezzalotto Forest, Giunta Salvatore, RR Double Bar Miss, Polito Alessia, Echpocolena. Binomio numero 6, Bella Macina Salvatore, Firewater Flashy, binomio che attualmente ha 37 punti, si trova in testa alla classifica del campionato regionale Youth, supera correttamente il primo barile sul lato sinistro del campo. Andiamo Salvatore in seconda girata, rischia tantissimo sul barile numero 2, terzo ed ultimo, manca solo il tempo di Salvatore. Chiude con un 17-9-2-2. 17-9-2-2, secondo miglior tempo. Binomio numero 7, la Comare Giacomo Fast Water Jet, si prepari D'Angelo Diana. Entra in campo Giacomo. Ed è partito la Comare Giacomo, Fast Water Jet, lato di destra scelto per dare il via alla propria gara. Adesso in seconda girata Giacomo perde le staffe ma comunque continua la propria prestazione. Terzo ed ultimo, andiamo Giacomo, 19-3-3-2. 19-3-3-2. Binomio numero 8, D'Angelo Diana e Zalotto Forest, si prepari, Giunta Salvatore. Naturalmente i cancelli chiusi. Apriamo i cancelli per D'Angelo Diana e Zalotto Forest. Ed è partita anche Diana. Arriva l'abbattimento in entrata sul barile numero 1. Purtroppo è un no time per Diana. Adesso è in terza ed ultima girata. Facciamo comunque un applauso a Diana. Purtroppo è un no time. Binomio numero 9, Giunta Salvatore, RR Double Bar Miss, si prepari Polito Alessia. Entra in campo Salvatore.
È partito. Superato il primo barile, adesso lo vediamo affrontare il secondo. Andiamo Salvatore. Vai verso il terzo ed ultimo. Nessuna penalità per Salvatore. Andiamo a chiudere con un tempo di 18,979. Binomio numero 10. Polito Alessia Maria H. Pocolena. Binomio attualmente in terza posizione della classifica generale con un totale di 28 punti. Usciamo dal campo gentilmente, grazie. Un minuto per Alessia. ...30 secondi per Polito Alessia, che comunque parte, arriva sul primo barile di destra, andiamo verso il secondo e allora verso il terzo ed ultimo. Nessuna penalità per Alessia, chiude con un tempo di 18,351. 18,351. Trattore in campo. Ultima batteria. Trattore in campo, grazie. Binomio numero 11, Lanza Alessandro, RR Double Baromar. 12, Raffa Susanna Belen, Giorgio Ingrazia, S. Stocco di Red, di Primasia, Rona Special Fame, ora poi Cristiane Livingston. Binomio numero 11, Lanza Alessandro, RR Double Baromar, successivamente Raffa Susanna. Però non temi né con l'amore né col dinero. Entra in campo il giovane Lanza Alessandro. Ed è partito. Superato il primo barile. Seconda girata. Andiamo Alessandro verso il terzo ed ultimo.
Netto il percorso. Andiamo a chiudere con un tempo di 19,344. Binomio numero 12, Raffa Susanna insieme a Belen. Ed è partita, Raffa Susanna. Superato il primo barile, adesso in seconda girata e andiamo verso il terzo ed ultimo. Nessuna penalità per Susanna. Oh, sì, oh. Piccolo problema. Sì, sì. Piccolo problema tecnico. Comunque il. Sì, sì. 19, 0. 19. Sì, sì. 19,068 il tempo di Susanna e Belen. Sarebbe stato il turno di Ingressia Giorgia, ma mi comunicano che è uno scratch. Quindi, binomio numero 14 di Prima Asia, Ronas Deshta Fame. Oh, oh. È partita intanto di Prima Asia insieme a Ronas Deshta Fame. Superato il primo barile, adesso in seconda girata. E andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Asia che va a chiudere con un tempo di 18,517. Sì, 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 sì. E andiamo a chiudere con ultimo binomio in gara. Bonafede Christian, Living Fest. Binomio attualmente è in seconda posizione della classifica Youth. Oh, oh, sì, sì, sì. È partito Bonafede Christian insieme al Living Fest. Primo barile superato in seconda girata Christian. E allora andiamo verso il terzo ed ultimo. Netto il percorso di Christian che va a chiudere con un tempo di 18,233. 18,233. Qualche istante di attesa, andiamo a leggere la classifica di giornata. Terza posizione per Specchiarello Beatrice Bineve Colon Indiano. Seconda posizione per Bella Macina Salvatore Firewater Flashy. Vince Bonafede Gabriele FR Little Sharp. Mentre per quanto riguarda la classifica generale Youth, seconda Reserve Champion Bare Racing Youth. Arriva. E allora categoria Youth Reserve Champion, categoria Youth con un totale di 36 punti. Bonafede Christian in sella Living Fest.
vince il campionato regionale Youth e lo facciamo entrare in campo per un giro d'onore con un totale di 46 punti. Bella macchina Salvatore, Firewater Flashy. Un applauso per il nostro campione regionale Youth. Appuntamento in zona ristoro per le premiazioni.